visto che abbiamo Iuri De Luca, giriamo la domanda a lui che fa parte di Indipendenza Veneta. Un rappresentante degno sì. Allora, mi è piaciuto l'intervento che c'è stato, la discussione che c'è stata tra di voi. È già stata condita da qualche imprecisione del signor Gennaro Marotta, ma adesso la spiego correttamente. È stato introdotto come il referendum per l'autonomia, no? Per introdurre questo argomento. Io vorrei chiedere invece, in seconda fase, dopo parliamo del referendum per l'indipendenza, che è l'unica cosa che conta in realtà. Il referendum per l'autonomia, cosa lo facciamo fare? Al 31 maggio ricordo che c'erano 6 candidati presidenti per la Regione Veneto, 1 parlava di indipendenza, 4 parlavano di autonomia e 1 non parlava di nessuna di queste 2 questioni. Allora, mi sembra che il 95% dei veneti abbia votato le persone che parlavano di autonomia. Allora, il governo Zaia ha il 51% degli elettori che lo ha votato, e cosa chiediamo adesso ai veneti? Volete per caso l'autonomia? Chiediamo, è come andare in una prigione e chiedere ai carcerati: per caso volete la libertà? Io avevo proposto, scusi che finisco io. Scusami. Cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo se vogliono la libertà i veneti? Penso che la risposta sia proprio superata, no? Il 95% è d'accordo dal 31 maggio, ad oggi qualche mese è passato, vorremmo vedere qualcosa di effettivo, ma no ancora con questo referendum, perché il referendum è già stato fatto, le forze politiche, anche il PD stranamente parlava di autonomia, il Movimento 5 Stelle parlava di autonomia, la Lega parlava di autonomia e la lista Tosi parlava di autonomia. Cosa stiamo aspettando? Parlando invece di cose serie che riguardano l'indipendenza, perché l'autonomia è chiaro che dobbiamo questuare con l'Italia, e quindi è una domanda che facciamo col cappello in mano, dice bene Alessio Morosin di solito. L'autonomia non è una cosa, l'indipendenza non è una cosa anticostituzionale, ma anticostituzionale, perché dobbiamo comunicarlo ai veneti la realtà di queste cose qui. Il diritto all'autodeterminazione è un diritto sovracostituzionale che viene prima della Costituzione. La Costituzione, ricordo che è stata fatta nel 1948, magari qualche diritto era già stato fatto prima, e è regolamentato dall'articolo 10 della Costituzione, penso che lo sappiate tutti: l'Italia si è soggetta al diritto internazionale generalmente riconosciuto. L'articolo 1.1 dell'ONU parla di autodeterminazione dei popoli, che siamo popolo, penso che ci siano 1100 anni di Repubblica Veneta a testimoniare questo. Ci sono tradizioni all'interno della società che sono indiscutibili, con un 96% di piccole e medie imprese nel tessuto sociale veneto, delle abitudini del Veneto che sono testimoniate anche dai sindaci, è stato parlato prima di questo. Penso, abbiamo il diritto, no, di far decidere qualcosa ai cittadini? Perché fino adesso si sta parlando di tutte cose che non vengono chieste ai cittadini. L'Unione Europea non è mai stato chiesto agli italiani di farne parte. Magari non volevano questa Unione Europea, ma i burocrati hanno creato un'Europa di burocrati. Quindi l'Italia creata da burocrati ha creato un qualcosa creato da burocrati a immagine e somiglianza sua. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'Europa che non è altro che lo specchio un po' più grande degli stati ottocenteschi già creati e già fallimentari di per sé. Stiamo parlando di chiudere le frontiere. Ok, chiudiamo anche le frontiere, però la questione è gli immigrati arrivano da noi e poi devono andare verso l'esterno. Noi gli diciamo no, chiudiamo le frontiere e stiamo qua. Noi abbiamo il più grande problema dell'accoglienza rispetto a tutta Europa, e se noi chiudiamo le frontiere ci facciamo un torto. Quindi la realtà è che noi abbiamo degli interlocutori sbagliati. L'Italia non è un interlocutore corretto, perché? Perché è un elefante burocrate,
e l'Europa lo è altrettanto, quindi l'indipendenza è l'unica via per noi di trattare il nostro territorio e guardare in faccia i nostri cittadini e dire un qualcosa di vero, finalmente. Allora, chiudere le frontiere è semplicemente indispensabile, centinaia di sms, grazie. Allora, Jacopo Berti, sentiamo cosa ha detto Simone Scarabello oggi ai nostri microfoni e poi veniamo.